L'Akragas, dopo la partita di esordio con la Sicola Leonzio, che ha registrato la sua prima sconfitta per 3-1 all'Esseneto di Agrigento, alla sua prima in Coppa Italia, ha ripreso la preparazione atletica in vista della partita di campionato, l'esordio, di sabato 26 agosto alle 18:30 in trasferta a Matera. I biancazzurri, agli ordini di mister di Napoli e del suo staff, hanno svolto esercizi aerobici e successivamente delle partitelle a tema, lavoro differenziato per Visente e Tropoli, previste anche altre sedute di allenamento allo stadio Esseneto, prima della partenza che sarà per Matera giovedì pomeriggio. L'allenatore di Napoli dovrà scontare una squalifica scaturita dal comportamento avuto nell'ultima partita con il Melfi, dove abbiamo ottenuto la salvezza. Dovrebbero essere 3 le giornate di inibizione alla panchina. Intanto domani si aspetta l'incontro con il presidente Silvio Alessi e Biagio Nichelli, che avranno in lega con il presidente Carlo Gravina per ottenere la proroga a giocare all'Esseneto, senza che sia stato fatto l'impianto di illuminazione per il terzo anno consecutivo. Ma in Lega Pro c'è anche la possibilità di saltare la prima giornata di campionato per uno sciopero dei calciatori e verrebbero penalizzate le squadre che non giocano. Intanto cresce l'attesa per l'esordio di Matera, la prima vera gara di campionato che metterà alla prova il carattere della squadra e dei giocatori, che si dovranno sudare la maglia, come ha detto l'allenatore nel dopo partita con la Sicola Leonzio. Dalla mia squadra, dal primo giorno che sono arrivato qua quest'anno e ho lavorato con questo gruppo di ragazzi, ho chiesto umiltà, sacrificio e sentirsi pari agli altri. Non dobbiamo andare sui campi e sentirsi inferiore al Matera, inferiore al Catania. Il rispetto per tutti, sono loro 11 e noi siamo 11. La nostra mentalità deve essere la mentalità di voler andare a giocare a calcio, perché solo attraverso questo secondo me si può ottenere un risultato. Adesso che subentra un fattore è fondamentale, l'ansia da gara, la prestazione, la concentrazione, accelera sicuramente questo evento, perché noi fino adesso abbiamo fatto l'amichevole, affronti l'amichevole in maniera più soft. Quando ci sono in palio i punti incomincia a metterci anche l'emozione, no? L'emotività. Oggi ragazzi si vedeva che probabilmente la prima partita, hai fatto una domanda molto giusta, perché è la prima partita che noi facciamo su alle 4:30 e 90 minuti tutti. Ho fatto dei cambi a un certo momento della partita per dare un po' più velocità, ho cambiato modulo e stavamo andando anche bene, forse nel momento migliore nostro abbiamo peccato, abbiamo preso un gol di superficialità, di leggerezza, però fino a quel momento là abbiamo tenuto bene il campo. Abbiamo avuto pure noi secondo me 2 o 3 palle importanti con Parigi, con le Vegue. Di fronte avevamo una squadra secondo me di categoria, una squadra esperta di categoria, ben messa in campo, però penso di non aver sfigurato. I ragazzi, io sono contento di farci i complimenti. Il risultato, prima della partita ho detto voglio la prestazione, da voi pretendo rispetto della maglia, dobbiamo sudarla fino alla fine, cioè per me non esiste uno che si risparmia, diamo tutto quello che abbiamo, divertiamoci, se sono più bravi di noi gli stringiamo la mano e va bene, tanto dietro al risultato ci sta un'organizzazione di gioco. Le partite che vinci per caso rimangono, secondo me, rimangono al caso, quindi rischi dopo. Io sono soddisfatto paradossalmente di un risultato negativo, ma dalla prestazione 70 minuti, 75 minuti che abbiamo retto, i ragazzi hanno fatto quello che avevo chiesto.